Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Purtroppo ieri il video io l'ho registrato, magari molti di voi l'hanno anche visto, però purtroppo mi sono scordato di togliere da OBS l'acquisizione dell'audio del desktop, il che quindi ha inevitabilmente portato a un casino della Madonna. Avete ragione, mi dispiace, purtroppo non ci ho fatto caso e quindi rifaccio il video. Mi dispiace solo per il fatto che comunque lì c'era anche la reaction ai calci di rigore, però ho fatto una cazzata e amen. Come vedete, da... tra l'altro non ve l'ho detto, ho cercato di seguire la falsariga più o meno di quello che avevo cominciato e poi non più finito l'anno scorso, ovvero di creare anche questa visual per i video che secondo me è carina, ci sta, fatemi sapere se l'apprezzate perché secondo me è molto molto bella. Comunque, non ci schiamo. Parliamo della partita. La partita di ieri secondo me è stata una prestazione comunque sufficiente perché per quanto riguarda specialmente l'aspetto offensivo ho visto delle cose buone. Con il vedere delle cose buone non significa però che abbiamo effettivamente fatto bene, perché continuiamo a rimanere ancorati ad un tipo di conclusione che è fattuale. Se tu hai un attaccante come Piccoli come prima punta, però rimane comunque un tipo di conclusione povera, perché innanzitutto non riusciamo quasi sempre ad andare al cross. Quindi questo comporta ad avere una prima punta che deve necessariamente, per forza di cose, partecipare molto di più all'azione della squadra per poter comunque manovrarla e cercare di portare alla conclusione, ma soprattutto ti rende prevedibile. Ma questa è una cosa che accomuna il Cagliari in realtà da non si sa quanti anni. Infatti, quando abbiamo provato un tipo di conclusione che non fosse con il cross, diciamo che qualche pericolo in più l'abbiamo dato. Però c'è estrema disorganizzazione sotto il punto di vista offensivo. C'è volontà, c'è voglia. Ho visto la garra all'inizio del primo tempo, ho visto una squadra arrembante che voleva subito portarsi in vantaggio, però l'ho vista estremamente disorganizzata nel cercare di farlo. E un po' mi dispiace, anche se bisognerà parlarne anche successivamente perché con i due nuovi acquisti mm, qualcosa è cambiato. La nota più dolente, intanto mi metto qua il fogliettino con gli appunti, dal canto mio è stato tutto il centrocampo del Cagliari. Nonostante il migliore in campo sia stato per me Adopò, che veramente ha fatto una partita fenomenale, in interdizione ha fatto tutto quello che poteva fare, è stato il centrocampista più propositivo. Anche Foloruscio non ha giocato male, per niente, perché è stato quello che magari tentava un po' di più il dribbling, tentava un po' di più di cercare di manovrare l'azione palla a terra. Invece quello che mi ha deluso di più è stato Prati. E lo dico estremamente a malincuore perché non so effettivamente se il ragazzo accusa questa sua mancanza di minutaggio e che quindi le sue prestazioni risentano di questa cosa. Però mi è sembrato veramente un pesce fuor d'acqua Prati e mi dispiace veramente tanto perché so che comunque il ragazzo le qualità ce le ha, però a questo punto veramente mi incomincio a chiedere se il Cagliari possa fare al caso suo e se lui possa fare al caso del Cagliari. Me lo incomincio a chiedere con tutto che ci ho fatto un video praticamente per difenderlo, ma ieri veramente ho visto due errori con dei passaggi che veramente banali, banalissimi. Per carità, errare è umano, però se ti stanno affidando le chiavi del centrocampo del Cagliari, tu dovresti essere il regista
e in quel centrocampo tu sei il giocatore più impalpabile, c'è un problema di base. E c'è un problema di base anche se tu sei il regista e l'azione la manovrano costantemente i difensori centrali. Costantemente. C'è un problema grande, un problema enorme. Non so se sia stata una scelta tattica voluta da Pisagane. Nel caso non lo sia, ci abbiamo un grande elefante dentro la stanza, perché vuol dire che la squadra non si fida a lasciar manovrare il gioco a Prati. Perlomeno questa è la sensazione che mi hanno trasmesso. E non va bene per innumerevoli motivi, anche banalmente per il fatto che comunque è un giocatore importante, abbiamo fatto un esborso importante per lui e bisognerebbe avere un ritorno da quell'esborso, perché comunque l'abbiamo pagato 8 milioni da una squadra di Serie C, perché la spalla era retrocessa, è il giocatore più oneroso della storia della Serie C. Con tutto che secondo me il talento ce l'ha, io vorrei vederlo un po' più tranquillo, ecco. Magari con un po' più di tranquillità nella testa, secondo me riuscirebbe a giocare meglio. Di Addobone abbiamo già parlato e inevitabilmente bisogna parlare anche di quello che è stato la corsia migliore, secondo me, sia nel primo che nel secondo tempo, che è la corsia di destra. Zortea ha fatto una partita fantastica, era il padrone su quella fascia e stessa cosa per Lumbo. Lumbo ha fatto una partita eccezionale, saltava l'uomo tranquillamente, è stato l'unico che è stato molto più propositivo là davanti, cercando alcune volte anche il tiro da fuori, magari non beccando la porta ma comunque rendendosi pericoloso, ed è questo il tipo di giocatore che desidero. Se Luvumbo quest'anno mi gioca così, non dico che facciamo gli sfracelli, ma ci andiamo vicino. Perché abbiamo bisogno di quel giocatore che rompe le righe, che rompe gli schemi. E Luvumbo lo ha fatto. Lo ha fatto. Poi, abbiamo insistito troppo, decisamente troppo, sull'impostazione dal basso. Perché, come vi ho già detto prima, Prati non ha mai toccato un pallone, praticamente. E quando lo ha fatto nella maniera più sbagliata possibile. Io ora mi chiedo perché? Perché abbiamo insistito sull'impostare la manovra dal basso? Io capisco che Lentella abbia fatto un ottimo filtro, perché effettivamente tutti i nostri centrocampisti erano coperti, non c'erano spazi. Ok, ma l'unica soluzione non può essere impostare la manovra dal basso con i centrali e giocare la palla sui terzini o sui quinti. Ci deve essere anche un qualsiasi altro metodo, perché tu così sei estremamente prevedibile. Magari puoi tentare, lo vuoi fare con i centrali, fallo con i centrali perché i centrocampisti sono coperti, ma magari un piccoli che gioca sulla linea del fuorigioco, tu gli fai un lancio lungo e lui va in porta, o magari il lancio lo fa direttamente sull'ala. Non lo so. Abbiamo veramente insistito troppo su questa impostazione dal basso e mi ricollego a quello che ho scritto dopo, che fa parte del secondo tempo, ma poi parleremo anche del gol. Ho scritto nel secondo tempo come il primo poca intraprendenza e troppi retropassaggi. E inevitabilmente si ricollega al fatto che giocavamo palla soltanto con i difensori centrali, perché quando arrivava il pallone o a Zortea o a Idrissi o a Prati e non c'erano spazi, non c'erano manovre per agire, si continua a cercare questo retropassaggio. E vi devo dire, io in questa partita ho accusato un po' l'assenza di Magumbu, perché Magumbu era quello che volente o nolente ti portava il pallone in avanti la maggior parte delle volte. Poi qualche retropassaggio lo faceva anche lui,
Però lui cercava di portare il pallone in avanti, cercava di far muovere la squadra. E secondo me questa è una cosa un po' che manca. Poi, ribadisco come ho già detto nel video fatto ieri, ci sono 1000 attenuanti. Squadra nuova, squadra in rodaggio, è agosto, è la prima partita ufficiale, l'avversario, per quanto ne vogliamo dire, comunque secondo me ha interpretato bene la partita, assolutamente sì. Però credo che tu debba essere in grado di porre rimedio alle avversità che l'avversario ti mostra e ti fa provare. Secondo me in questa partita non ci siamo riusciti benissimo. Però io confido in Pisacani e sono fiducioso che si potrà arrivare a una conclusione. Poi ho scritto che ci siamo resi pericolosi con una verticalizzazione nel primo tempo. Infatti poi, sempre nel primo, il gol è arrivato proprio dopo questo tipo di conclusione. Bravissimo De Jong nel contrasto per riottenere il pallone e perfetto a dopo con l'assist. Ovviamente di conseguenza bravo anche Piccoli ad insaccare il pallone in rete. Azione del gol veramente quasi da PlayStation, perché è stata bellissima. Con il contrasto di De Jong siamo riusciti a prendere l'entella in controtempo. A dopo ho servito nella maniera giusta e con i tempi giusti Piccoli, che da solo si è ritrovato ad insaccare il pallone. E io dico, se funzionano questo tipo di conclusioni, perché non le sfruttiamo? Domanda. È una curiosità. Mi piacerebbe vedere nel Cagliari di quest'anno maggior conclusioni di questo tipo, perché proprio il calcio si sta sviluppando in questa forma, in una forma più verticale, in una forma più fluida, in una forma che tende a occupare molto più quel tipo di spazi. Tra l'altro diagonale veramente perfetta di dopo. Veramente eccezionale. Sono rimasto estasiato, credetemi, da quel gol. Bellissimo. Quello del secondo tempo l'ho già detto. Si vuole entrare in porta con il pallone, bisognerebbe variare il tipo di conclusione, che è la stessa cosa che ho detto prima, perché effettivamente solo con i cross tu fai poco, fai veramente molto poco, anche perché Piccoli è da solo lì, è veramente da solo, quindi è più facile anche per la difesa marcarlo, e se è marcato non può essere così libero di andare a colpire la palla di testa. Probabilmente Luvumbo in questo caso, in questo 3-5-2, avrebbe dovuto assumere la forma di seconda punta e quindi essere un aiuto per Piccoli. Però sta di fatto che ha giocato praticamente come ala. E Piccoli era da solo, non aveva un collante, non aveva una seconda punta vicino che magari gli potesse giocare palla a terra alcune volte. Quindi, tra l'altro, sto occhiali mica riesco a pulire. Vabbè, amen. E non lo so, non so se è una mia sensazione soltanto, ma io continuo a vedere degli errori che vengono fatti da anni e anni e non cambiano mai. Io non riesco a capire il motivo. Non riesco veramente a capire il motivo. Perché non importa il tipo di allenatore. Non importa chi sia l'allenatore. Non importa chi sono gli interpreti in campo. Questi sono degli errori che continuo a vedere da 10 anni a questa parte, praticamente. Poi, 76esimo, esce Prati, mi duole dirlo, peggiore in campo, ma quello ve l'ho detto anche prima. E arriviamo al punto più bello, secondo me, che mi sono scritto. Con Sebastiano Esposito e Kilixoi, molto più estro e fantasia. Io non so se è
per, chiamiamola, pazzia, ma Kilixoi è entrato e per ben due occasioni, e ci stava quasi per riuscire, ha tentato un cambio gioco di esterno che, ragazzi, era fantastico, era geniale. Già con queste cose mi ha fatto vedere che lui ha una visione di gioco e una capacità anche di azzardare la giocata, non da poco, per niente. Ma ce ne avessimo di 11 giocatori così. Ne avessimo. Fantastico, veramente fantastico. Esposito quando è entrato, rispetto a Piccoli, si è reso molto più pericoloso palla a terra. E Kilixoi ha anche colpito un palo, tra cui poi sarebbe dovuto arrivare, secondo me. No, poi è arrivato il rigore, se non mi sbaglio, da quel coso. Rigore sbagliato da Mina. E poi ci arriveremo ai commenti. Rigore sbagliato da Mina e successivamente autogol di De Jong, eccetera, eccetera. Tra l'altro mi dispiace perché comunque De Jong in questa sua nuova veste da difensore centrale non mi è dispiaciuto, anche se avrei preferito vedere direttamente Zappa, che l'anno scorso ha già giocato in quel ruolo. Eh, Però alla fine mi posso comunque ritenere soddisfatto dalla prestazione di De Jong. Non ha giocato male. Però Kilixoi veramente mi ha stupito, perché comunque io non l'avevo visto come giocatore, non mi sono andato a vedere Kilixoi e Skill and Goals su YouTube e mi ha stupito particolarmente, perché poi è giovane. Quanto c'ha Kilixoi? Fatemelo andare a cercare. Semi Kilixoi. È del 2005 e tra l'altro ha fatto gli anni a Ferragosto, cioè ha fatto 20 anni. 20 anni. Un giocatore che ha fatto 20 anni ha avuto quel tipo di palle e carattere in campo. Fossi in tutti gli altri giocatori, io sinceramente un po' il colpo lo accuserei. Lo accuserei. Ora, detto questo, metto un attimo in pausa il video, per voi passeranno pochi secondi e vengo a leggere direttamente i vostri commenti. Tra l'altro mi è sparito il tasto pausa, quindi non posso mettere in pausa. Che bello, allora devo fare tutto in diretta, perfetto. Da quando ho ripristinato il computer non c'ho più niente di quello che avevo prima. Prima OBS lo riuscivo a mettere in pausa, adesso manco per il cazzo. Va bene, no problem. Facciamo tutto in presa diretta. Ok, allora andiamo a prenderci i commenti. Facciamo. Ah, perché tanto così con questa visual voi non potete vederli bene. Quindi io mi devo mettere così. Mi metto così. Tempo che si accende anche il secondo schermo. Metto OBS qui. Perfetto. Metto questo così. Io tolgo questo. Perfetto. Ah, ma qua io vedo tutto strano. Ah, vabbè. Mi metto così. Perfetto. E tolgo questo e faccio così.
perfetto, ci dovremmo essere teoricamente, anche se no, così, ok, perfetto, e io un po' più in alto, ci siamo, ok. Allora, così almeno adesso vedete pure la- i commenti, quindi se vedete il cuore vuol dire che vi ho letto. Il buon Patrizio, che saluto. Partita surreale, hai detto, ma comunque l'impressione che Pisacane avrà subito pressioni da Giolini. Non ha senso un Deiola in difesa, si sente nella conferenza del dopo partita che non era a suo agio. Spero che Pisadog possa ritrovare la libertà di decisione sulla squadra da mettere in campo. La partita contro Iola dirà tanto. Il materiale c'è, Esposito con Uruncio, Kilixoi. Speriamo che ci dia pure il mister. Allora, io su questo non ne ho idea perché non ho seguito nemmeno la conferenza stampa post partita. Mi sembra presto per dire un qualcosa di simile. Io mi auguro che non sia così. Perché se tu dai la scelta a Pisacane è perché comunque si presume tu abbia deciso di smettere di fare questa tipologia di imposizione, ma allo stesso tempo è proprio perché è Pisacane l'allenatore, che quindi è un allenatore giovane, è la sua prima esperienza in Serie A, che paradossalmente Giulini potrebbe avere più possibilità di fare questo giochetto tramite pressione psicologica e quant'altro. Quindi io mi auguro che non sia così. Una partita secondo me non basta per poter saltare a questo tipo di conclusione. Certo, De Iola centrale, come ho già detto anch'io, non mi ha convinto, cioè mi ha stupito perché comunque Zappa piuttosto ha giocato in quella posizione, quindi non capisco perché puntare su Alessandro. Però magari sarà una mostra che si rivelerà giusta, chi lo sa. Folo ha giocato molto bene, a parte qualche palla persa, per il resto sono d'accordo. Il problema è stata difesa, ma è normale e te lo devi aspettare se la coppia centrale sono Mina e De Iola, due lenti e senza spinta. De Iola non deve giocare né in difesa né a centrocampo, a partita in corsa va bene. Ma guarda, ti devo dire, a me De Iola non è dispiaciuto come difensore centrale, devo essere brutalmente sincero. L'ho sempre detto, De Iola non è un giocatore eccezionale, però a me non è dispiaciuto come difensore centrale, non ho capito la scelta. Capisco che Luperto sia assente, ma proprio per questo motivo, se a destra, tanto sulla corsia di destra, deve giocare Zortea, perché non metti direttamente Zappa come difensore centrale sulla destra? Perché l'anno scorso comunque non ha proprio giocato così male Zappa. Non lo so, non lo so. Foloruscio sì, ha giocato bene, pure lui qualche palla persa, ma secondo me lì a centrocampo il peggiore è stato Prati, perché è stato veramente impalpabile e quelle poche palle che ha toccato lasciamo perdere. Spero che Luperto rientri per la prima di campionato, perché non voglio vedere De Iola in difesa, già tanto se lo vedo in campo. Secondo me qui si rischia di ostracizzare un po' troppo De Iola per l'autocolla. Mm, ripeto, sensazione mia, non ha disputato una partita così brutta in difesa. Tra l'altro, ricordiamoci anche che il gol parte da lui. Mo' io adesso sono curioso di vedere Pagelle, Cagliari, Entella. Vediamo 131 le pagelle. De Iola 5,5, Caprile 6, Mina 5,5, Abert 6, Zortea 5,5, Adopo 6,5, Prati 5,5, Foloruscio 6,5, Trizzi 6, Zappa 6, Luvumbo 6, Esposito 6, Piccoli 6,5, Chilixoi 6,5, Pisacane 6. Mm, Non voglio andare a approfondire quello che hanno scritto, però salvo qualche caso non mi ritrovo esattamente con i voti. Era allo stadio in curva alla parata di Caprile di calcio di rigore, risultato con il panino in mano. Devo dire che ho visto alcune cose decenti, ma anche vari errori. Mina non lo doveva battere il rigore, ma lasciarlo all'attaccante che se lo era procurato. Io vorrei che Mister Pisacane passasse alla difesa a 4, la squadra è portata per il 4-3-1-2 o 4-3-2-1, oppure anche un 4-3-3 non sarebbe male, ma 3-5-2 non mi dice molto.
Allora, il 3-5-2 secondo me per gli interpreti che abbiamo forse è uno dei moduli migliori in realtà. È uno dei moduli migliori. Non mi piace, non mi entusiasma, è un modulo che non lo so, non mi fa gridare Eureka, però effettivamente per gli interpreti che abbiamo potrebbe essere estremamente funzionale. Comunque, da quello che ho capito, in realtà Pisacane nelle amichevoli comunque ha provato anche la difesa a 4. Scusate, sbadiglio. Non mi fossilizzerei più di tanto sul modulo perché alla fine i moduli contano tanto quanto, però bisognerà rivedere un po' la strategia delle partite. Quello sì, quello sì. Guarda che Mina è un rigorista, non ci credo neanche io, ma lo è. Ti ricordi Genoa Cagliari l'anno scorso col mezzo litigio tra Mina e Piccoli perché il rigorista era Mina ma Piccoli gli ha fregato il pallone? E comunque a parte che Lixoi vedendo che razze di rigori hanno tirato gli altri, non saprei proprio chi scegliere come rigorista. Ti ha risposto anche il ragazzo, c'erano Foloruscio, Esposito, Chilixoi, Gaetano, in quel caso no perché non ha giocato, però di rigoristi ce n'erano. E Mina, ribadisco, non puoi tirare il rigore per quanto mi riguarda. Poi fa lo stesso battibecco che hanno fatto Toven e Lucca, ma almeno Lucca era un attaccante. Almeno Lucca era un attaccante. Tu, Mina, sei un difensore centrale che ha i piedi buoni più del normale, ma rimani un difensore centrale. E non ti puoi arrogare il diritto di battere tutti i calci di rigore, quando in rosa ci sono giocatori che hanno dei piedi notevolmente più buoni dei tuoi. Non puoi, non puoi e non tollero poi, non lo tollero, mi sono scordato di dirlo prima, dopo il rigore, cioè tu hai sbagliato un rigore, segni il rigore alla lotteria dei rigori, scusate la ripetizione, e fai pure il balletto. Fai pure il balletto, Dio mio, le pizze a due fino a quando non diventano dispari. Ma che cazzo sei? Ma chi cazzo sei? Smettiamola con ste pagliacciate. Smettiamola. Perché quella è una pagliacciata. Bella e buona. Poi, purtroppo hai ragione con Nusitan, hai ragione, hai estremamente ragione, purtroppo mi sono scordato di toglierla. Ehm, Errore mio, errore mio. Pietro Tessoni, Miro, per fortuna l'abbiamo portata a casa. Questo ci deve insegnare che le partite vanno chiuse e non lasciate sull'1-0. Assolutamente ragione. Perché poi può succedere qualunque cosa, anche un episodio sfortunato come quello di ieri sera. Mino è un giocatore che mi piace tanto, ma non può un difensore essere il nostro rigorista, considerando gli attaccanti che avevamo in campo. Assolutamente sì. Sulla partita in generale credo che ci sia ancora tanto da lavorare, soprattutto sulla fase di costruzione del gioco, ancora un po' incerta, assolutamente. Questa è una squadra con buone singolarità e se la squadra si amalgama bene saranno guai per molti in campionato, mi trovi assolutamente d'accordo. L'impronta di Pisacane già si intravede anche se con qualche difficoltà, ma c'è da dire che è ancora calcio d'agosto e il vero Cagliari si incomincerà a vedere a settembre dopo la sosta. Buona prestazione da parte dei nuovi acquisti. Mi trovi d'accordo, c'è anche da dire che appunto la squadra va amalgamata, ma manca ancora un giocatore secondo me centrale come il Luperto. Da lì in poi, secondo me, si potrà vedere effettivamente il Cagliari. Troppi errori anche a centrocampo, in attacco si è creato poco in tutta la gara. Vero, secondo me gli errori principali sono derivanti dal centrocampo. Soliti limiti in difesa, se non segna l'avversario ci pensiamo noi a segnare per loro. Secondo me veramente stiamo ostracizzando troppo l'errore di Deiola. Lì è stato un errore, ci puoi fare poco. Poteva capitare come poteva non capitare. Secondo me la difesa ha fatto una buona partita, non ottima, ma una buona partita. Non possiamo condannarla per quel singolo errore. È stato un caso, poteva capitare a chiunque, poteva capitare ad Obert, poteva capitare a Mina, è capitato a Deiola. Mm,
non mi sento di dire che soliti limiti in difesa, perché secondo me la prestazione in difesa è stata buona. Io spero non l'abbiano fatta apposta per ordine venuto dall'alto del pagliaccio Giulini, oppure siamo noi broccoli a fare cappellate. Può capitare, Marco, può capitare. Io, sapete, sono sempre estremamente critico, ma in questo caso non ce la faccio a essere così critico nei confronti di un errore simile, perché veramente poteva capitare a tutto. Hai ragione, Marco, purtroppo chiedo scusa, ho sbagliato, mi sono scordato di togliere l'audio, chiedo umilmente scusa a tutti ed è il motivo per cui uscirà questo video. Caro Miro, mamma mia, mai più Mina a tirare i rigori, deve tirarlo chi se lo procura il rigore e prendersi le sue responsabilità. L'autogol Barzelletta purtroppo è capitato. Ora voglio vedere chi affronteremo il prossimo turno. Sicuramente la prossima se si sbaglia così la perdi sicuro. La prossima credo la giocheremo con la vincente tra Monza e Frosinone, mi pare. Quindi staremo a vedere. Partita che tra l'altro si giocherà oggi. Grande Miro, oggi ci è andata bene, però in futuro stiamo più attenti. Assolutamente, assolutamente. Io detto questo torno a tutto schermo e tolgo qua. Partita. Ah, ma a parte non si vedeva. Bene, bene, bene. A posto. Devo risettarmi OBS perché così non si può vedere. E... È una partita che secondo me ha dato dei lati positivi, dei spunti propositivi. Dato dei spunti anche che lasciano un po' desiderare e secondo me il centrocampo è stato il reparto più flagellato da questo tipo di errori. Però ricordiamoci appunto delle attenuanti, che non devono essere delle giustificazioni, ma delle attenuanti, delle informazioni da tenere per poter poi stipulare un giudizio. Mancava Luperto, che è un elemento secondo me imprescindibile del Cagliari del futuro. Mancava l'amalgama di squadra, perché comunque Kilixoy ed Esposito credo fosse la prima partita che giocavano. Foloruscio si è aggregato bene, infatti è stato il secondo migliore nel reparto di centrocampo. La corsia di destra ha funzionato bene, però è comunque calcio di agosto, quindi sono partite di rodaggio. È chiaro che non è una squadra che si può esprimere al meglio fin da subito. Bisognerà aspettare un po' di tempo, è inevitabile, è necessario. Purtroppo la chiusura del calciomercato estivo servirebbe anche a quello, a creare un'amalgama di squadra fin da subito, perché poi, non essendo più possibile fare nuovi acquisti, tu ti ritrovi con quegli interpreti, quelli hai, con quelli devi fare il campionato e quindi l'alchimia tra i giocatori la trovi fin da subito. Comunque io mi ritengo comunque soddisfatto da questa partita. Eh, staremo a vedere, staremo a vedere. Certo è che qualcosina contro la Fiorentina dovrà cambiare per come la vedo io. Perché secondo me potrebbe risultare difficoltoso affrontare una squadra come la Fiorentina con un atteggiamento simile. Staremo a vedere se Pisacane ci stupirà. Niente ragazzi, detto questo il video finisce qui, mi scuso ancora per il video precedente che purtroppo è andato a finire così, ve l'ho rifatto senza troppi problemi e niente ragazzi, detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.